della polizia, che li moltiplichi, che li renda, li faccia vivere nei nostri fabbricati, nei nostri quartieri, ma tutto il problema di formazione, di scuola. Il poliziotto democratico, il cittadino democratico devono sapere usare l'ordinatore, avere i terminali. Dobbiamo avere scuole in cui la formazione professionale sia anche culturale. Il problema è del bilinguismo, ma il problema è del trilinguismo. Ancorati ai conflitti passati, il dolore, compagni e compagne, a volte è cosa viva, è l'altro volto della felicità e del creare. Quello che è insopportabile è il grigio di conflitti vecchi, putridi, superati, nelle coscienze private di ciascuno di noi. C'è più logica, non qualunquismo, nella donna e dell'uomo medio di oggi, nei suoi riflessi. Ci sono gli Stati Uniti d'America, c'è l'URSS. Gli Stati Uniti d'Europa sono un mezzo necessario o no? Vuoi fare qualche sacrificio semmai per gli Stati Uniti d'Europa o no? O vuoi lo Stato nazionale o invece vuoi rimandare a dopo? 1 milione di miliardi di debito, in cui c'è questi 1.000 miliardi di insulto a Trieste, di insulto alla regione, votati in parte 2 ore fa con il solo nostro voto contrario, per rispetto. In quel 1 milione di miliardi adesso c'è 1 milione e 1.000 miliardi di debito pubblico, di indebitamento, e allora poi non si fanno le riforme dell'ambiente, del territorio, non si creano posti di geologi. Dovremmo avere come una volta il veterinario, ma di più in ogni quartiere il geologo. Dovremmo dappertutto badare a ricostruire l'ambiente. Dobbiamo prepararci, perché gli scienziati ci hanno detto che se anche domani realizzassimo quello che noi abbiamo chiesto ieri al Parlamento europeo e che abbiamo tenuto solo per il 20% in termini di ozono e di biosfera, ebbene comunque entro 7-8 anni noi dovremo affrontare catastrofi naturali, perché quelle sono irreversibili, possiamo evitare che aumentano. Dobbiamo investire decine di migliaia di miliardi, centinaia di migliaia di miliardi in questo, e non si fa. Vedete che quando dicevamo un tempo bisogna occuparsi del diritto alla vita laggiù, perché se non ce ne occupiamo laggiù è qui che cade, che muore. Ebbene, la desertificazione farebbe probabilmente un salto di 700-800 chilometri in pochi anni. Fate il conto dal Sahara all'Italia. Questo ce lo dice la scienza, io non sono il tabù o il totem della scienza, ma questo viene detto e la politica non vuol saperlo. Vi parlano d'altro. Loro vi parlano di Trieste, no? Che cosa hanno fatto da 30 anni se non parlarvi ad ogni elezione di Trieste? A ogni elezione ognuno dell'occupazione, dei vecchi, della città più vivibile, del mare, degli scambi, della vocazione europea, dell'Adriatico, dell'Austria, delle tradizioni del futuro. E poi vi ha parlato qualcuno della drammatica realtà per cui fra 3 anni avremo il baratro jugoslavo o avremo la vita, avremo un avvenire immediato importante, grosso, europeo, da capitale europea, con la salvezza dell'Italia e della Jugoslavia, in termini precisi, che non lo sanno nemmeno, non lo sa la Farnesina. Ormai la cultura di governo è esterna alle istituzioni, ai noi. E i compagni socialisti devono essere aiutati a ricompiere una scelta di fondo. E solo votando questa lista, votando lista verde per le regionali e votando questa lista per Trieste anch'essa, civica, laica e verde, noi potremo ricondurre in quel cammino, che è il cammino della ragionevolezza, del subito. E Trieste e il Partito Socialista e i partiti laici. Un successo per noi, ne parleremo, gli eletti poi lo stabiliranno, ma sono certo che quelli che io conosco, se avessero un successo alla regione,
significa che la DC si fa la sua cura d'opposizione. Significa questo cambiamento storico, e di opposizione lo dice un uomo che ha vissuto tutta la sua vita, governando il presente e il futuro, ma nelle istituzioni e l'opposizione. Credo di non avere perso per questo di decoro, anzi, nella mia vita, quindi alla DC vogliamo rendergliene, semmai un pochettino. Ma un voto laico è un voto laico. Se si vota socialista, se si vota democristiano, nello stesso modo in cui dei clienti o dei militaristi o dei clericali votano per l'esercito, per la Chiesa, allora non sorprendiamoci poi se il risultato di un voto non laico nel suo modo non produce laicità, laicismo, democrazia come risultato. Il come conta e quanto conta. Allora, amiche e amici di Trieste, della Venezia Giulia, del Friuli, ma anche perché la responsabilità oggi è innanzitutto vostra, amici dalmati, istriani, c'è da dare un voto di ragionevole possibilità di governo nella fratellanza, nella fraternità, nell'Europa, nei pochi anni che abbiamo dinanzi, del grande ritorno del dalmata che lo vorresse in Dalmazia, libero, garantito, in Istria, giù giù fino alle bocche di Cattaro, dovunque sia. Perché questa sarebbe nell'Europa nella quale l'arrogante e stupido razzismo anti-italiano e italiota di coloro Eros che quando hai parlato di libertà onorando la tua lingua o quella lingua se ne sono andati, incapaci di intenderla, da qui, non so dove sono, ma non certo a fare il loro o il nostro bene. E termino dandovi un nuovo appuntamento. I giornali non vogliono. Posso pregarvi di una cosa: o giovedì o venerdì prossimo torneremo a parlare a Trieste, ma starà a voi di farlo sapere, telefonare, informare, raccontare, perché ci sia il diritto e il dovere di giudicarci, ma anche riconoscere questa speranza vera, ragionevole, urgente, perché non venga persa. Non è una balla, amiche e amici, dipende da ciascuno di voi che mi ascolta adesso, magari in differita in televisione, immobilitarvi perché ci si riunisca di nuovo, o giovedì o venerdì, più probabilmente venerdì, per chiudere assieme anche con gli amici del Parlamento nazionale Capilista Verdi, per chiudere assieme questa campagna strana della quale hanno paura e che non vogliono che i triestini e i friulani, quelli della Venezia Giulia, siano al corrente. Credo che in un altro paese, con toni diversi, quello che mi sono assunto la responsabilità di dire qui questa sera, mi sarebbero valsi titoli di prima pagina, accusandomi di essere un criminale che nutre demagogicamente ambizioni ed irresponsabilità, o un politico che propone qualcosa di sconvolgente, forse di tanto evidente che ci ha accecati e non l'avevamo visto ma già c'era. Il grande ritorno per la grandezza comune di questi due stati e di questa Europa, il grande ritorno per subito in Dalmazia, in Istria, per onorare d'Italia la Jugoslavia e di Jugoslavia l'Italia e l'Europa. Questo è il partito che non possiamo non essere, e consentitemi di dire che la testimonianza che ci viene dai 40 o 50 cittadini, fratelli e sorelle jugoslavi
che loro con in Italia, tutti che non l'hanno fatto, si sono iscritti ufficialmente al Partito Radicale Transnazionale, a quello contro Osimo, a quello del Consiglio di qui, a quello triestino, e ne vogliono rendere conto, perché amore per la loro terra, amore per il destino di libertà invece che di morte, che ci ha unito nel passato, nella morte, e che ci può invece unire nella umiltà del governo della speranza, del governo del possibile, che così assieme immaginiamo. Abbiamo iniziato così, è bene, è male, non lo so, ma credo che le parole che abbiamo detto, che sgorgano dall'unità dei Verdi e dei Verdi radicali, sono, scusate questa che so non essere presunzione, non sono ciacole, sono parola di Pannella, per quel che vale. Ho un mucchio di speranza perché ho il diritto di dire, senza uno sconfinamento pericoloso nella politica, che non posso che volervi un mucchio di bene, per il bene che avete rappresentato in questi 20 anni, per le nostre speranze, per le vostre, e per quello che sono certo, forse riusciremo a costruire, andando sempre più in là nella direzione della vita e del diritto, e facendo arretrare sempre di più il fronte della violenza, il fronte dell'arroganza, il fronte della disperazione, il fronte della rinuncia. Amiche e amici di Trieste, amiche e amici della Venezia Giulia, amiche e amici del Friuli, vivano la lista verde, vivano la lista per Trieste civica, laica e verde, vivano le nostre speranze antiche che da 20 anni percorrono le nostre strade, le nostre vite, le nostre notti, i nostri amori, che percorrono cercando di legare tutto quel che viviamo, di legarlo profondamente alla vita della città, alla giustizia. Vivano queste cose, viva la speranza comune e viva il voto per queste liste fra qualche giorno. Grazie.